Rossano Galtarossa è il nuovo presidente della Federazione Italiana Canottaggio. È stato eletto durante l'assemblea straordinaria sabato pomeriggio a Roma al Salone d'Onore del CONI con l'85% dei voti. Galtarossa, 53 anni, padovano, è il canottiere azzurro più medagliato alle Olimpiadi con l'oro di Sydney 2000, l'argento di Pechino 2008 e i bronzi di Barcellona 92 e Atene 2004. Succede a Davide Tizzano, scomparso lo scorso dicembre. Galtarossa, in un video diffuso dalla federazione, ha ringraziato i dirigenti, i tecnici e gli atleti e ha spiegato il suo programma. Canottaggio olimpico con atleti e società in primo piano, devono essere loro i protagonisti, allargamento della base, assolutamente, quindi sui giovani, ma poi anche sulle categorie intermedie, dove ci deve continuare a essere la chiarezza delle modalità di accesso alle qualificazioni per le rassegne internazionali, vicinanza alle società nei modi più congeniali possibili. Lo scorso anno con l'assegnazione di alcune imbarcazioni, nel 2026 cercheremo di capire quali saranno gli interventi più opportuni da fare, ma sicuramente manterremo a carico della federazione trasferte azzurre quali la Coppa della Ginessa e gli europei Under 23. Galtarossa a Padova è direttore generale della Canottieri, dal 2021 è vicepresidente del CONI Veneto e membro del CDA di Assindustria Sport e anche presidente della giuria tecnica del premio letterario sportivo Memmo Geremia organizzato da Ascom Confcommercio Padova, che ha espresso grande soddisfazione per l'elezione di Galtarossa alla guida della Federcanottaggio.